Scatman's World. Bella raga, tutto il comandone veneziano, qualifiche completate, quinti e settimi, in prove liberavamo primi e secondi, sono un po' deluso, ragazzi è un problema, già 2 volte che rifaccio la gara perché praticamente mi crasha, non capisco il perché, non c'è aggiornamenti però nell'avviare l'applicazione mi ha dato una roba strana Steam, non capisco, o mi si blocca o mi viene tipo schermata nera e poi se il gioco va avanti però non vedo un cazzo, non capisco sinceramente, vabbè. Poi quinti e settimi speriamo di riuscire a finire la gara perché mi sono rotto bene i coglioni, le palle. Infatti magari salverò in mezzo alla gara proprio per non perderla completamente. Che palle, Dai, cazzo che devo finire questa stagione, che poi la stagione finale per poi andare con la mod, porca troia. Setup ci sono. Ok ragazzi, possiamo partire. Dai Beppe. Vediamo la Makarova cosa ci combina. Vai tutta la Makarova, seguiamolo. Seguiamo il debutto di Olga Makarova, nostro puttanone preferito. Già quinta, brava Maca. Vai, 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 Makarova quarta. Buona partenza, la Fox è settima invece. Primo giro andato, ne restano solo 36. Sì, Singapore è una gara eterna, eh. Ve lo dico. Dai Olgona, dai Olgona. E la Makarova è terza, signori. E la Fox è sesta. Andiamo con le nostre strategie. Stiamo un po' sulla Makarova che me la godo al terzo posto. Grande Olga. Olgona c'è. Ma la già salviamo per sicurezza. Che palle, si tocca salvare durante la gara, che orrendo. Dai Makarova, su. La mitica Olgona. La Fox invece è in difficoltà. Comunque mi sembra una gara non favorevole per la scuderia Rossini, sinceramente. Era da tanto non vedevo la Fox così in difficoltà. La Makarova si difende bene al terzo posto, al debutto. Sarebbe bello un podio al debutto. Cioè potenzialmente è forte questa, può fare 5 stelle. La Pernè è un po' deluso, la Pernè. Bloccaggio per Molly Fox, mamma mia. Molly, delusione Molly, andiamo con le medie. Anche se ho sviluppato le altre gomme. 18 sono i giri. No, sì, 16, aspetta. Ok. Male, male, male la Fox purtroppo. Dai Molly, dai Molly. La Molly ai box. E stiamo così. Adesso mi va ipita anche la Makarova. La Makarova invece la teniamo così. Ok. Ma quanti giri mi fa, scusa? 11, 13. Ok. Vabbè. Strategie diverse, vediamo la Makarova cosa ci combina. Vai Maca, adesso le gomme sono finite, cazzo. Veloce i box, bravi. Dai Makarova, dai, veloci ragazzi, veloci. La Makarova è settima. Molly Fox 14esima, la Molly in condizioni pietose.
Condizioni pietose per Molly, che forse sente la pressione della Makarova, del nostro puttanone biblico. Salviamo, scusate ragazzi, ma mi ha fatto due crash. Sì, vabbè, ciao. Mi è crashato 2 volte il gioco, quindi sono un po' preoccupato. Ma è successo poi, boh. Incidente, schianto per Molly Fox. Safety car in pista. Ritiro per Molly Fox, la safety car. Prima volta che arriva la safety car, ragazzi. Prima volta. Dopo la Fox si è... Ah, eccola qua. Pazzesco. Ritiro per Molly Fox, incredibile. Teniamo bene il carburante. Questo CC, dai, diciamo che avevo recuperato. Vediamo di fare qualcosa di buono. Rientra la safety car per la prima volta, mi sembra, in questo mondiale. Pazzesco. Molly ritirata, non che credo. È pazzesco. Pazzesco, Beppe. Pazzesco. Schianto per Molly Fox. La salviamo. Che do coglioni, scusate, raga, vi chiedo perdono. Se qualcuno ha avuto stessi problemi, praticamente ho avviato l'applicazione, mi ha dato come... Cioè, presente quando c'è un aggiornamento che ti dice, premi per far avviare l'applicazione, ti carica una roba. Me l'ha fatto, però non c'è stato nessun aggiornamento. E mi comincia a crashare 2 volte. Dai raga. Si riprende ragazzi con il ritiro di Molly Fox che mi ha lasciato veramente basito. La Makarova ha il compito veramente incredibile di portare a casa punti, eh. Vai Olga, se no con la costruttore andiamo in merda. Che palle, oh però. Maledetta Singapore. Penalità per Ludquist. Niente, adesso superare quelli davanti e ho la mescola migliore. Sta cosa non mi piace. Non mi piace questa cosa, minchia. Dai, come dai. Mancano 24 giri, manca una vita. Dai ragazzi, dai. Dai, la Makarova ce la fa, la Makarova torna terza, brava. Brava Olga. 23 giri. Vai Olgona, devo sfruttare le soft perché è qua che ho i bonus. Ma la Fox, cosa fa? La Fox veramente mi ha deluso, è un po'... L'ho parata dritta, non lo so. Boh. Incidente spaventoso per Molly, bloccaggio per Rick De Graff. Anche De Graff, che mondiale di merda. Voleva i milioni per venire da me, un coglione, cioè... Guarda la Olga, guarda Olgona, però grandissima Olga. Mi sta piacendo sta Olga. Dai ragazzuoli, dai ragazzuoli. L'unico ritiro è proprio la Fox, no, ma non ci credo, fai. Non me l'aspettavo proprio. Siamo tutti vicini comunque. Chiaramente le mie gomme se ne stanno andando e devo puntare ancora le soft, ve lo dico già, raga. Forse un altro giro riesco a farlo. 19 giri alla fine. Andiamo ai box. Andiamo ai box. Vai. Ancora 13 giri. E veloce. Dai veloci, dai veloci, dai veloci.
Dai Olgona. Olgona ai box. Buono. Salviamo e vaffanculo. Ok, ottima sosta, siamo ottavi, però gli unici siamo andati... Cioè, ma tutti devono ancora andare ai box. Va bene. Va bene così. E poi vediamo l'ultimo stint se riesco a farlo con le... con le super morbide. 17 giri alla fine. Ma là, oh, comunque la boa speranza, cioè, una merda, cioè, ho fatto bene ad andare via, non c'erano possibilità. La Makarova torna a sesta e sono vicino anche a gente che deve ancora andare ai box. Buono, buono. Mi sta piacendo questa Makarova. Il nostro puttanone russo è quinto intanto. 15 giri alla fine. Makarova al primo posto, 18 secondi. 19, addirittura perdiamo, cazzo. Eppure le gomme finite, vabbè. Siamo sempre quinti. Sempre solo la Fox ritirata, pazzesco. Larsen comunque è sesto con le super soft, quindi devono stare molto attenti. Niente, nessuno va ai box. No, Brexler è andato ma era troppo indietro purtroppo. Tutti puntano le super soft adesso, quindi fare un'altra sosta anche loro. Mamma mia che lotta. Oh, nessuno va ai box, è pazzesco. Mamma mia, Larsen rompe i coglioni di Larsen ci supera chiaramente. Siamo sesti, proprio niente, Singapore non è la nostra gara, La Makarova deve portare i punti però per forza, 11 giri alla fine. La Makarova ci riprova e ritorna quinta, mamma mia che cuore la Makarova. Bravi, bravi. Ok, siamo quarti. Dai Makarovona. Devo finire almeno tra i primi 6, questo è l'obiettivo. Nove giri mancano, dopo provo le super soft chiaramente. Siamo terzi. Ottimo terzo posto. È chiaro che non lo possiamo tenere. Devi farne un altro però purtroppo, Te lo dico già, devi fare un altro 8 giri e adesso puoi andare ai box. 7-9. Ok. Salviamo. E andiamo ragazzi, vai Maca. Adesso deve andare ai box, porco, speriamo di tenere. Ok. Quinti. Quinto posto va bene. Abbiamo sbagliato i box, ma il quinto posto me lo tengo. Purtroppo dopo tanti podi consecutivi, ciao, però... Purtroppo la Fox mi ha deluso in maniera spaventosa, ripeto, non pensavo a una gara così, sempre negativa, e dopo anche lo schianto.
Dai, Makarova la possiamo anche tirare di più, chiaramente. Adesso aspetto un attimo. Negli ultimi giri provo il tutto per tutto. 5 laps. Schmidt lo possiamo prendere. Anzi, Schmidt l'abbiamo già preso. Dai, superiamolo velocemente. Bravissima Maca. Madonna, bel debutto della Makarova comunque. Tanti sorpassi. È vicino al podio, vicinissima. Purtroppo però Lipponen. Siamo dietro a Lipponen. Lipponen non lo possiamo. Cioè, dobbiamo sperare in un crollo di Lipponen proprio. Nel crollo lipponiano. Legume 55, carburante 4,30. Devo aspettare per tirare. Ma siamo lontani comunque. No, non c'è speranza, fioi. Non c'è speranza purtroppo. Va bene il quarto posto dopo il ritiro della Fox. Dai Makarova. Final lap. Proviamo a tirare, anche se ripeto è impossibile. Proviamoci almeno. Magari problemi di carburante, che ne sappiamo. No, no. Va bene anche il quarto posto. Si è difesa benissimo la Makarova. Brava Makarova, il puttanone c'è. Abbiamo salvato la baracca con la Maca. Non eravamo troppo lontani però, porca mignotta. Peccato. Vince ancora la Sharp che ormai è campione. La Steyman Motorsport. Dai, quarto posto, va bene, va bene. Brava Olga. La Makarova è già vicino, cazzo, alla Pernè. Sempre terzi. Con un buon vantaggio ancora, va bene, dai, va bene. Solo vedere un attimo però le condizioni le prestazioni. Siamo ancora secondi in quasi tutti i componenti, perché non si sa mai. Ok, la Makarova già sale. Come cambiamento meno. Il morale, però il resto va bene, dai. La Fox ha perso tanto, cazzo. Purtroppo la Fox ha perso. Allora, monoposto, siamo secondi sempre. Vabbè, allora fanculo. Buono raga, un saluto. No, cos'è? Accetta l'intervista. Posizione. Va bene. Una buona capacità la Molly, può capitare, dai. Poveretta. Costola inclinata. Si è proprio rotta. Che figata però. Vabbè, raga, un saluto dal comandone veneziano. Mancano ormai pochi gran premi, ne mancano 3. E poi sarà la stagione, spero, della vittoria del mondiale. Sarà dura, se no comunque, non so, a questo punto possiamo poi ripartire comunque con le mod, perché merita tanto. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!